girantunno, son ci si tu ci sono oggi che lo fanno. A mutta, non ci pensare e fallo dopo che gioca a fare domani. Si può campare senza pensieri tu puoi campare. A mutta, se ci arrinesci, chi piace a tutti, lucia se nesci. Voglio una vita sempre a così, senza pensare a niente sì. Voglio una vita senza avere guai, chi se ne frega di tutto ormai. E quando ne vedremo è solo per cantare. Po 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 e ci penso domani. Po 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 e ci penso domani. A mutta lo fanno tanti, tagliati sempre più da rap davanti. A mutta allo vicino, ma fallo solo quando arriva lo pennino. Si può campare senza pensieri tu puoi campare. A mutta, se ci arrinesci, chi piace a tutti, lucia se nesci. Voglio una vita sempre a così, senza pensare a niente sì. Voglio una vita senza avere guai, chi se ne frega di tutto ormai. E quando ne vedremo è solo per cantare. Po 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 e ci penso domani. Po 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 e ci penso domani. Lo lunedì non ti partiri, lo martiri caffari, lo mercoledì lo ioveri è meglio non si muovere, lo venere e piglieri, lo sabato a tornare e ormai che domenica mi stai a riposare. Una vita senza avere guai, chi se ne frega di tutto ormai. E quando ne vedremo è solo per cantare. Po 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 po, io non ci pensare, ora voglio cantare. Po 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 e ci penso domani. Po 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 e ci penso domani. Buonasera, benvenuti. Questa sera finalmente avete sentito il brano che è stato un po', come dire, la colonna sonora di un carro di Alcamo. No, di tutta la puntata. Che dici? Come? Sì, ma intendevo dire che è stata, abbiamo fatto sempre l'inizio di tutte le puntate. Ma se tu ti ricordi bene, questo carro ha commissionato questo brano. Sì, proprio. un carro funebre, mi ricordo. No, perché parlare di questo? Guarda, oggi è triste già la serata. Come è triste? Abbiamo triste. i Pampers. Sì, ma è l'ultima puntata. Ah, in questo senso, L'ultima non perché ci sono i puntata. Pampers, Per giusto? l'amor di Dio. Ma anzi, abbiamo i Pampers, ce li abbiamo in che linea. senso, Maurizio, scusa? Come? Sì. No, non ci credo. Io grido allo scandalo, per me eravate in playback. No, ma eravamo in No, playback. eravamo in playback, no, ci sta. No, eravamo in playback. Anche perché non abbiamo... Perché? Perché ti spiego, abbiamo i microfonini. Abbiamo i microfonini, questo è l'audio esce come quelli venditori ambulanti, ok? Fai vedere come... Andrea sembra il Papa. Ma Andrea sembra in uno Andrea- studio professionale. Andrea invece è uno studio, aiuto. 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 No, L'aiuto perché da tu casa. parli con l'eco.
No, è solo il ritorno perché loro in studio avranno degli amplificatori e quindi tu ti risenti in cuffia. Ma non fare questi problemi tecnici, dai. Ma comunque No, stavo pensando, come avessi state? fatto quella cosa alle corde vocali, che volevi parlare con l'eco. Ah, che parlo con l'eco, no. Ma il compenso tu dove sei, scusami? Non a Lui- casa A casa tua. di No. un amico comune, insomma. Sì, amico? Sì, è un comico di Torino. Ah, ok. Che magari conoscete, gli Gnomit. Ah, Gnomiz. Ce li Ah, saluti. Franco non Bocchio, li Franco conoscete. Bocchio. Ce li saluti comunque. Non fare pubblicità però tu. No, Sì. Ragazzi, mi regalano le bottiglie d'acqua ogni anno. Allora facciamole vedere. Guarda, Allora, dai. se ci invii delle casse d'acqua, noi facciamo, Vita snella. facciamo delle puntate, come dire, dentro le bottiglie pure. Entriamo e stappiamo. Perché? Ma no, Primo, lascia quando ci perdere. ricapita di nuovo di avere, Avere la pubblicità delle Comunque bottiglie. avete uno studio bellissimo. Ti piace? Ma la regia, se arregge, può fare vedere il nostro studio? Fai una panoramica. si Una dice panoramica. Addirittura multicamera, ma dai ragazzi. No, no, abbiamo. Guarda, regia, stupisci. Guarda, noi siamo un bed breakfast, abbiamo Sì. quattro camere. Quattro camere, Quattro sì. camere. Cos'è che siete? Un bed breakfast. Abbiamo 4 camere. Guarda. Si muove da sola, vedete? Lo sai come muoviamo queste videocamere? Con l'aspirapolvere, quello che gira per casa. Non l'abbiamo programmato. E quindi ci fa. Ma io voglio fare vedere delle panoramiche. Fai degli stacchi da destra, da Ma sinistra. che deve staccare? Che cosa? Stacca Gianni. Bellissimo. Hai visto? Ah, Guarda, Maurizio, ci incontri sono- ravvicinati. Che roba. Maurizio, ma perché No, non fai? incredibile, oh, Incontri incredibile. ravvicinati. Sì. La barba. Non è la Rai, non è Mediaset, ma Ma da dove li avete tirati fuori tutti sti soldi per questa diretta? Ma guarda, Non lo possiamo no, dire. no. Allora, Non lo noi possiamo l'altra dire. sera l'abbiamo detto. Sicuramente comunque. risparmiando sugli ospiti. no, Beh, diciamo quello che certo. E voi ne siete esempio, magari, no? ci siamo arricchiti. Ci siamo arricchiti in questo Luca. momento che c'è? Della mia no, immagine vedevo in che primo avete piano, ragazzi. Non voglio fare problemi tecnici, ma... La regia, io preferisco vedere Pampers, guarda, dai. Pensa. Ok. Eccoci, Luca si eccoci. vede 2 volte? Luca si vede 2 volte. Luca, se clicchi in basso nel Ma quindi telefonino. questo quadrato, voi lo vedete che non muovo? No, lo No, puoi sei togliere. tu. Lo puoi togliere. Se vai in basso nella barra del telefonino dove ci sono le funzioni, c'è un quadratino. Ah, un adesso quadratino. l'ho tolto. Sì. Ma io Luca non lo vedo 2 volte. Tu No, no, lui si vede. vede 2 Rimetto volte. Così e voi. È egocentrico, capisci? non Si voglio vede 2 dire- Ah, volte. teoricamente Luca non ci ha visto. Luca ancora non ci ha visto. Luca è il postino. Sì. Ma Luca non è che è quello che se n'è Mi si andato via. vede sempre dove. Mi si vede sempre 2 volte. Ah, Luca se n'è andato. Ma è Luca? Non era Luca se n'è andato via. Era Marco forse. Ah, Marco, Ah, ma Maurizio. stasera a casa di Luca. Ah, Ecco, ecco. ma lui non è a casa No. stasera, quindi Ma non sono a casa. Non si vede neanche il mare. Comunque, ragazzi, allora, cosa ci raccontate di bello? Ma io vedo che il discorso che la quarantena ha fatto sì che i parrucchieri non riaprissero, con voi si vede. Sì, Cioè, sì. si vede con tutti tranne che con me. sì, ma tu hai fatto fai da te come i viaggi a No, cultura, io li perdo, li No, perdo. no, tu... Lo sai che lui ha fatto i tutorial? Ah, ok. Anche vabbè. come tagliare i capelli. Come tagliare Esatto. le dita pure, no? No, davvero. no, io, no, guardate, quello- io per comodità li perdo così non devo andare dal parrucchiere. Bellissimo, non ci Devi avevo più pensato pensare. io. ci avevo Tattico. Invece tu ti sei trasformato in Gandalf senza ritegno proprio, cioè non ti ricordavo così pilifero. No, ma ti spiego, noi da parte nostra, oltre alla quarantena, siccome dobbiamo girare un videoclip sul brano, non so se siete riusciti a sentire Quello in qualcosa- playback, quello in il playback. brano in playback. Sì, sì. Cosa Ma non si dite fa la per versione un euro di siciliana SIAE? Una vita spericolata. Dovremmo girare, no, un videoclip ambientato Cosa? Scusa, nel Far scusa. West, ok? Cosa hai detto, Luca? Scusa. No, ma siete troppo intelligenti, con voi, a voi non sfugge niente. A Luca cosa hai detto? No, non l'ho capito. Ho chiesto se parlavate della versione siciliana di Voglio una vita Però- spericolata. Sei un gran... Guarda, io ti amo a distanza. Io ti amo a distanza. No, è il primo che ce lo Ah, quindi è un dice. plagio. a me. L'hai capito? Non è- No, no. abbiamo fatto una versione nostra, giocando con alcune parole
Vasco vuole una vita spericolata, noi vogliamo una vita tranquilla. No, vogliamo tranquilla, un po' come... Che era Pacifico? Voglio una vita tranquilla. Ho visto. Siete troppo avanti. Ma vi amiamo per questo, vi amiamo per questo. Allora, ragazzi, Allora, Ma niente, cosa vi raccontiamo? Siamo in pensione, cioè siamo in aspettativa come tutti. Ci stiamo inventando qualcosa in attesa che il mondo torni normale. E nel mentre Luca va a casa di amici discutibili che gli danno solo uno sgabuzzino per stare al telefono. Allora, questo tra l'altro è lo sfondo migliore perché se mi giro ci sono le lettiere dei gatti. Quindi... però sembri un po' attaccato come l'uomo ragno nelle pareti di qualche grattacielo. Dai Sì, questa è impressione. vero. È vero, è vero. Guarda. Mamma mia, uno spettacolo. ma... Possiamo dire che non sono mattoni veri, ma è un Diciamo, rendering? Sì, no, sì. si può dire- si Noi può abbiamo dire. detto che cantavamo in playback e dobbiamo dire che i mattoni non sono quelli veri. veri. Sono Esatto, dipinti esatto. e male per giunta, non sono Come neanche È la dipinti. carta da parati Maurizio, è becera. carta, proprio carta. Ah, carta. È una delle lettiere del gatto. Voi da quanto tempo, cioè vi siete già incontrati dopo la quarantena? Vi siete Sì, visti? sì, violando tutte le regole Non lo assolutamente dire, sì. no, non lo dire. E cosa è successo? Cosa Perché avete provato? ci segue qualche politico? No, Qualche finanziere? No, allora no, possiamo tranquillo. dire. No, diciamo, Ok. cosa avete provato che, dal punto di vista emozionale? Cioè, vi siete rivisti dopo quanto tempo? Fisicamente. Perché loro hanno fatto un sacco di cose, hanno fatto. Un paio di Beh, mesi. ma ci siamo visti poco prima e poco dopo la quarantena, quindi... Sì, ci siamo visti a inizio marzo e a fine maggio, perché io ho fatto gli anni e per festeggiare ho deciso comunque di fare una festa Covid. E... invece di scambiarci il regalo ci siamo scambiati i tamponi. E che E niente, risultato? no, vabbè, ma io e Luca non siamo stati distanti per 2 mesi, veramente non so da quanto tempo, forse più di 10 anni, come voi immagino. Sì, guarda, noi abitiamo sopra e sotto, perché questo diciamo che il garage, lo studio è il garage di casa nostra, e noi per 70 giorni non ci siamo neanche telefonati. Io ho detto, guarda, secondo me è finito tutto, perché l'abbiamo presa veramente, Quindi la vostra vita dovete scegliere o girare delle dirette o parcheggiare la macchina. non Sì, potete no, ma No, abbiamo scelto di fare delle dirette. le dirette per ora, anche se questa sera è l'ultima puntata, facciamo? però è anche giusto, È dico, l'ultima. sì, è l'ultima. Quante ne avete fatte? 15. Abbiamo avuto Minchia. sì, abbiamo avuto tantissimi artisti, da Fio Zanotti a Francesco Scimemi a Franco Fasano, a Gatto Pancieri, a Cacioppo, Giovanni Cacioppo e Ma siete arrivati all'ultima puntata con noi come ospiti speciali o perché non avevate più numeri da chiamare? No, Guarda, su questo no. ti faccio vedere Allora, un il link, playback te l'accetto, ma però questo- ti dico un'altra cosa. Io avevo un po' di timore a chiamarvi, mi credi, solo per questo. Però ho E detto io avevo un po' di timore a risponderti. e io ho detto ma ci provo, mal che vada mi possono dire no. Ma è come Allora- quando fai una dichiarazione a una donna, Sì, Maurizio, sì, dai. sì. La proposta ti può dire al massimo No. no. Ho altri progetti. Ma Altro- solo perché altro prima per- ci avete invitato a cena. Sì, no, visto che ci avete trattato molto bene nella nostra trasferta siciliana e ho ancora gli occhiali dell'ottica Che noi salutiamo, fra come si l'altro, chiama con l'ottica? Ottica Focus. Che fa 20 anni. Focus. Noi abbiamo preparato uno spot proprio oggi perché, come ringraziamento, perché fa 20 anni Di di attività. attività e quindi lo salutiamo veramente. Ah, Ciao ok, Calogero, ok, grazie. ciao Ottica Focus, anche dai Pampers. Dai Pampers, vero? anche dai Pampers. Ma voi Luca avete li avrà avuto- persi. Voi avete avuto la No, ce sfortuna. li ho. Sì? Ce li hai? Ah, scusa. Dov'è? Nella gattiera? No, Dov'è? No, perché lui li perde sempre gli occhiali, allora pensavo avesse perso anche quelli. Comunque, scusa, No, dicevi, finché bevo non un po' di ne vita vedo un altro, snella. poi- Siamo Vai, vai, diventati- vai. Fai la pubblicità. Tranquillo. Anche noi dobbiamo mettere la Ma da noi pubblicità. la snella lo sai che cos'è? No, No, non lo dico. Cos'è? Diciamo che la calce che si butta nei muri si chiama snella ad Alcamo. Ma davvero? in Sicilia. Sì, quindi vita snella, no? Bello. È l'intonaco che si fa, che si butta Ma quello sul grezzo. ruvido, proprio quello- il grezzo, il grezzo. si chiama snella. Quello che c'ha Luca dietro. No, già questo è... Già questo è è una gioielleria già È questo. già elaborato. Ah, ok. Ok. Allora, ragazzi, Comunque invece stavi dicendo qualcosa. una Esatto, domanda, vi una lascio domanda, parlare. così No, anche tranquillo. per capire gli esordi vostri
Cioè, Come vi siete conosciuti? Come vi siete conosciuti e come siete arrivati? Qual è stata la prima proposta, la prima volta in TV? Così, tanto per conoscerci o conoscervi meglio. Allora, noi ci conosciamo dalla scuola materna perché noi ci siamo conosciuti picchiandoci veramente, perché Luca aveva degli occhiali più brutti di quelli tuoi. Cioè, nel senso, tu sei una sorta di Mughini e hai un che? Possiamo chiedere alla regia uno zoom sugli occhiali di Mughini? Aspetta, non detto. No, perché lui è uno di quelli, se non ricordo male, che cerchi sempre le somiglianze, giusto? Sì, esatto, sì, bravo. Ma questa è la somiglianza con Mughini? No, però. Io preferisco il ma Razzi. scusa, Preferisco Ratzinger. Razzi, giuro. Ma non meglio Razzi. Grazie regia, grazie. Vai Mughini. Dai Mughini. Anche se non mi ci scusa, identifico Ma completamente. io in questo momento direi a Mucchini più che altro. A no? Mughini. A Mucchini. Ah, Mucchini è bellissimo. questa la potete... siamo all'altezza. Questa qua Siamo all'altezza di questa diretta. Come non siete all'altezza, raga? Mettiti un cuscino sotto. A Mughini non è irraggiungibile. A Mughini è irraggiungibile. Ho fatto la E china. niente, poi abbiamo iniziato a scrivere testi comici che comici non erano, ma per noi erano simpatici al liceo, e poi dopo il liceo Quindi sul laboratorio di cabaret. dalle elementari voi siete andati a scuola insieme fino al liceo? Ci ha separato solo No, il abbiamo coronavirus. fatto una pausa di riflessione alle elementari, dall'asilo al sì. liceo però sì. Al liceo siete, è quindi vero. io mi immagino comunque in classe, cioè stare in classe con voi doveva essere già Sì, uno era spettacolo. interessante, era interessante. era interessante. Sì, era interessante. E tra l'altro tanti professori ci odiavano e noi ci siamo vendicati con loro appena siamo andati in TV. Li abbiamo nominati tutti prendendoli per il culo, e una ci ha denunciato. Addirittura. La salutiamo, Paola Cerutti. Sappiamo che segue tutte le vostre dirette. Sì, lo sappiamo anche noi. Lo sappiamo anche- Gliela manderemo sicuramente questa, tranquillo. E se la regia può cercare Paola Cerruti, chiediamo l'amicizia su Facebook. Subito in diretta, live. Va bene. E invece E in questo- l'esperienza, scusami, tu, No, tu no. Mughini leggi, io senza Ma io che- leggo perché senza- ho gli occhiali, capito? Ma Io- tu perché non ti metti gli occhiali? Io senza gli occhiali e senza mucchina stavo facendo una domanda. Qual è il ricordo più bello che avete insieme fra tutte le cose che Io lo avete so, fatto? io lo so. Aspetta. No, sono stati 10 anni che abbiamo festeggiato sul palco con No, una meravigliosa fallo- torta. No, fallo dire a loro. A loro lo devono Poi dire. c'era Giacomo col tamburo, io volevo portarli. Le volevi portare direttamente. Ragazzi, Giacomo favoloso. Favoloso. Giacomo Favoloso, E- penso che quello in cui voi entrate con la torta sia effettivamente il momento più alto della nostra carriera. Sì, perché sì, il palco, Detto mi da sem- te ci credo. il palco mi sembra che era quasi 4 metri. 4 metri di altezza. sì. Da terra, Sì, era più basso solo della torta. E delle No, arancine. i E delle arancine. E degli arancini. No, i momenti belli per fortuna ne abbiamo tanti, perché la nostra, se vogliamo chiamarla carriera, dai, chiamiamola carriera. Ah, è carriera, caspita, 10 certo, anni, che carriera. cavolo, se no. Abbiamo avuto sempre delle piccole crescite, non abbiamo mai avuto dei boom o delle cascate, abbiamo sempre avuto delle piccole crescite, quindi ogni angolo giravamo e c'erano delle piccole gioie, appunto, di cui gioire, quindi di ricordi belli ne abbiamo tanti. Il più romantico è sicuramente quello dopo il primo in assoluto provino per Colorado, che ci ha fermato Diego Batantuono per farci i complimenti. Noi non l'avevamo neanche visto, quindi per noi è stato un doppio schiaffo, cioè non siamo riusciti a gestirlo a livello emotivo, però è stato sicuramente un ricordo che portiamo nel cuore, diciamo. Spiegatelo per chi non ha provato mai questa cosa, ad esempio nel caso Noi, nostro. nel caso no, perché Cioè, quando- Diego qua non è venuto mai, Diego. no? Quando vi hanno detto, ad esempio, siete entrati nei programmi Mediaset, cioè che cosa avete pensato? Qual è stato il vostro primo pensiero? primo O pensiero. arrivate a casa, come avete esternato questa cosa con i vostri amici, con la vostra famiglia? Cosa si prova? Fammi vivere almeno questo momento. No, allora la prima emozione è stata sicuramente Suca ai professori citati prima, perché comunque non credevano in noi. Assolutamente. E che non No, ci credi, allora, quindi finché, cioè, non ci è credi. lungo la realizzazione di quel pensiero, non è che arrivi e lo dici, perché non è detto che sia vero.
Non ce l'hai Sì, ancora dai, lì, capito? un po' la forza che ci tiene anche in piedi e ci dà la voglia sempre di rinnovarci, sicuramente quella di avere sempre un po' il timore di poter esserci solo fino ai prossimi 6 mesi, ma quelli dopo non si sa. E beh, chi fa questo lavoro lo sa che è fatto di momenti e può andarsene come è arrivato. Allora quella paura lì ti tiene sempre un po' col culo stretto e dire dai, continuiamo a fare delle cose. Ma Quindi questo penso è che un po' sia anche forse- giusto così comunque, dai, avere sempre questo Sì, timore sì, di, sì. Se uno si sente appagato, secondo o me... se sente arrivato, poi la cosa finisce sicuramente male. Sono d'accordo con voi. Sicuramente. Vi Noi- vedo un po' troppo seduti a voi. Ma perché... guarda, se ci alziamo non ci Per- vedi più. No, perché no, guarda. nel mio caso io mi alzo, mi siedo, non cambia niente, No, te lo vabbè, assicuro, quindi... Maurizio. Ma perché non ti bevi un po' di acqua snella? Appunto, è il momento della È- pubblicità. È da molto che non bevi. Pubblicità. Nel momento della pubblicità io vi interrompo perché come avevo preannunciato prima io È arrivata fare la pizza. quell'operazione a cuore aperto a questo ragazzo orfano e solo io posso salvarlo e devo proprio andare. No, tranquillo, tranquillo. Io vi voglio solo rinnovare una minaccia. Voi avete avuto la fortuna o la sfortuna, non Che so. leggera che è stata quest'acqua, ragazzi. Mamma mia. Avete avuto la sfortuna che avevate un impegno subito, perché noi volevamo veramente lasciarvi un bel ricordo della nostra Sicilia, però non ci siamo riusciti perché eravate stanchi. Io mi Vabbè, ricordo stanchi, di voi. poi è arrivato anche un carissimo collega. No, ma a prescindere di questo, se restavano qualche altro giorno, dico, sì, vi sì. facevamo no. Mi ricordo che venivano dalla Sardegna. Allora, Sì. c'è una possibilità che noi quest'estate torniamo in Sicilia, ma in vacanza, Ok. anche perché quest'estate non si lavora, come ben sapete, o almeno non so, forse qualcosa voi lavorate, ma noi no. No, guarda, Noi noi da ste parti no? Va bene. noi neanche. E allora, stavi dicendo? Ok, perfetto. Quindi se veniamo in vacanza in Sicilia vi chiamiamo e recuperiamo quella Ok, serata questo che- ci teniamo, eh. Ci teniamo vero. Promesso, Teniamo, promesso. Va bene. Ok, vai che è arrivata la pizza e poi si fredda. Luca Ok. vi saluta, io Ok. ho ancora 5 minuti No, no, prima no, che la mia io- fidanzata va a dormire. Noi ora mandiamo intanto un inserto Sì, sì, vostro, così vi facciamo conoscere anche, come dire, Ma io vorrei, ai nostri fans. sai, ai nostri fans. regia, mi Luca. mandi il capo, insultare il capo. mentre Insultare ci il capo, dai, vediamo come si insulta un Intanto capo. Luca può andare. Ciao Guarda, Luca, Ciao, un Luca, pezzo di ciao, a orfano presto. ancora- È un'arancina. un'arancina. È un rene dell'orfano. O è una palla del gatto questa. Come, Maurizio? No, è un ventricolo. Ok. Buongiorno capo, Buongiorno Quercetti. mi scusi in anticipo se la connessione va e viene, ma qua a casa sai è un po' lenta. Sì, non si preoccupi, mi ha detto la segretaria che voleva parlarmi di un Sì, il fatto è che io lavoro qua da 4 anni, Sì. sempre lo stesso salario e penso sia giunto il momento di dirle che lei è un grandissimo cretino. Come, scusi? Dicevo che lei è un grandissimo creatore di opportunità che per prima cosa pensa ai dipendenti al mattino. Ah, ok, grazie, scusi, forse la connessione... Infatti io non voglio assolutamente lamentarmi del mio salario e invece per quanto riguarda la persona mi sembra giusto dirle che lei riesce a essere veramente non so, No, scusi, di nuovo non ho capito cosa ha detto. lei riesce a essere veramente stroncato dalla critica mantenendo una faccia di bronzo. Ah, ok. Io per questo la ammiro. Grazie, la ringrazio. E poi in azienda c'è chi si lamenta che lei, perché è il capo, non viene tanto spesso al lavoro quanto gli altri. Io a questi dico che non è una questione di privilegi. Esatto. Dico che semplicemente lei è un figlio di troppo. Cos'è che sono io, semplicemente? È un figlio di troppe attenzioni nei confronti di una madre che è a casa, anziana, da sola, malata e poverina si annoia. È per quello che stavo a casa. Io la capisco. La famiglia è importante per Cetti. Appunto, lei è un esempio e c'è chi si lamenta invece che lei non paga gli stipendi e questi non sono Ma pagati. non è Io a vero. questi dico, ragazzi, è normale perché se penso al capo penso a un sacco di merda. Che cosa ha detto di nuovo? Mi scusi, A ma... un sacco di mail che arrivano ed è normale che qualcuna si perda, ma poi se sollecitano vengono pagati perché lei Sì. non lascia nessuno indietro. Pago sempre, pagare i dipendenti è importante. Esatto, e io l'ammiro e pensi che in azienda c'è chi dice che lei nel suo tempo libero ha dei comportamenti dissoluti. Perché? Ma io a questi cosa devo rispondere? Cioè lo sanno tutti che le piace frequentare le saune per omosessuali. Cos'è che mi piace, che sanno tutti?
Scusi, sta connessione, dicevo, le piace andare nelle mense dei poveri a dare beneficenza, a dare una mano a questi poveri disgraziati più di quanto a mio cugino gay piaceva frequentare le saune per omosessuali. Ma è sicuro di aver detto questo prima? Sì, ho detto questo. Ma sembrava più corta l'interruzione. Ma non si sa mai quanto durano. Ma Quercetti, non è che lei sta cercando di dirmi qualcosa senza volersi assumere le responsabilità di dirlo? Assolutamente no. No, perché così fosse ci metto un secondo a licenziarla, l'urido idiota. Come, prego? No, dico, ci metto un secondo a licenziarla, la segretaria che un giorno mi ha dato dell'urido idiota. Sì, guardi, non funziona così, deve bloccarsi, non è che può dire una frase, io le chiedo di ripetere e lei ne dice un'altra, allora lo vede che non capisce un cazzo. Come? Non capisce un capillare intreccio nelle mie parole, per citare D'Annunzio nei celebri racconti di palazzo. Sì, però lei, spiegandomi questo meccanismo, sta tacitamente confermando che quello che dovevo sentire al primo ascolto era la verità. Assolutamente no, guardi. Tra l'altro la ringrazio per il tempo dedicatomi, le rinnovo i miei complimenti, ma ora devo assolutamente andare perché mi ha proprio sfracellato i coglioni. Scusi, di nuovo la connessione, non si è Questa ricapito. connessione la devo cambiare. Devo assolutamente andare perché mi ha proprio sfracellato i coglioni. E infatti se ne è andato. No, Vito sta. Ragazzi, ma tu scusa, hai uno studio di registrazione a casa? sì. No, però quasi, cioè nel senso faccio qualche streaming anch'io, sono molto più attrezzato dell'altro che sembra veramente un disperato in ogni situazione. Vabbè, ma era ospite. Comunque volevo dirvi, però qui c'ho l'audio, le cuffie, c'ho il wifi bene e devo dirvi che siete davvero due geni tali. Ma genitali. C'è il problema di No, connessione. no, nel no? senso che siete due geni delle arti occidentali. Ah, perché Siete troppo geniali, siete troppo geniali. fai anche tu un problema di connessione. No, quello che gli devo dire glielo dico in faccia, quindi... Ok. ma poi non ci riesco, guarda. Non ci perché riuscirei. non abbiamo problemi di connessione. Noi abbiamo la connessione buona, quindi... Avete la fibra? Sì, io uso per fare colazione la mattina con yogurt e la fibra. No, ma voi dove state di base? Base Il per- garage dov'è? Ci vuoi localizzare? Sì, Noi, capito noi dove stiamo, siete. noi stiamo ad Alcamo. Alcamo Ad City, Alcamo, ad Alcamo. Alcamo City, che si trova, è una ridente, perché è scritto così, una ridente cittadina ai piedi del Monte Bonifato, e a 6 km dal mare. si affaccia sul mar Tirreno, quindi Non lo so, Tirreno. Tirreno, questo Sicuro? è il Tirreno, il Mediterraneo Hai l'abbiamo... studiato, Sì, perfetto. Guarda, ti dico solo questo. Avrei detto Ionio. Adriatico in questo caso. Guarda, se vieni in Adriatico, Sicilia, Adriatico. sappi che ad Alcamo intanto un aeroporto l'hai conosciuto, quello di Trapani. Si trova Alcamo nel mezzo fra due aeroporti. Non so quanto funzionino tutti e due, ma abbiamo due aeroporti a 50 km. Siamo a 50 e 50. Abbiamo a proprio 5 per non km fare male a il nessuno. mare, a 3 km abbiamo le terme, alle spalle abbiamo la montagna, quindi c'è Alcamo una posizione strategica e poi si mangia Cavolo. benissimo. Ci si manca mangia solo bene. la neve. Sì, La neve non l'abbiamo. siamo senza neve, Senza però non neve, possiamo senza avere tutto, ma abbiamo il sole però in compenso. Però giusto? abbiamo Ma il ce l'avete in bombino. testa la neve, Io non vedo Hai l'ora. Io ragione. pagherei per avere i capelli ho capito bianchi ma così tanti. Ho capito cosa vuoi dire, certo. No, hai ragione, hai ragione. Se hai un problema di decaduta, come si chiama? Guarda come mi sono cresciute, anzi come si sono decolorati. Ho una V. No, ma guarda io, ragazzi. Io ho no, l'hai fatto 33 anni, apposta. Quanti anni hai? 33, guarda che come sono messo. Vabbè, Vabbè, ragazzi, è però- arrivato un momento triste. Però Vita Snella ti aiuta. Sì, Continua a bere. senza Vita Snella ne dimostrerei 40. Appunto. Va bene, va bene. Noi intanto Ragazzi, ti ringraziamo. io vi devo, come vi ho detto, c'è la mia fidanzata che alle No, 10 ma mi ci sta, dice- ci sta. No, perché c'è il problema, lei è l'unica che porta lo stipendio a casa adesso. E lei lavora in ospedale Caspita. tutte le mattine, va a lavorare. Non la fare Anche lei arrabbiare. in tempi di quarantena andava tutti i giorni in ospedale a fare spesa di Covid, ma per fortuna non ce lo siamo presi. E quindi no, mi dice sempre non parlare, non urlare. Allora a una no, ci certa manca- devo smettere con i miei giochini. Ci mancherebbe, è stato un piacere per noi ti avervi. ringraziamo. Speriamo di venire a vedere qualche altro spettacolo vostro. Magari avevate un impegno a Palermo, voi se non ricordo male, a marzo. A Palermo, adesso vediamo se riusciamo a rimetterla.
Va Perché bene, va bene. anche lì a inizio pandemia avevamo posticipato tutto a ottobre-novembre, poi anche ottobre-novembre diventano mesi molto rischiosi, quindi altre ne abbiamo rimandate ancora nel 2021. Purtroppo non sappiamo di cosa moriremo. È un anno insomma, triste dai. per gli artisti, pazienza. Sì, molto, molto, molto. Va bene. Dai. Salutaci la tua fidanzata, grazie per Imparerò a spalmare la snella. Sì. Guarda, quando proprio vedi, si dice da noi la carta mala tagliata, quando vedi che le cose non vanno, Ok. te ne vieni qua ad Alcamo, che qua un'insalata, un fico, ti ricordi siamo andati a rubare i fichi per Certo, voi, me lo ricordo, si trova, me lo quindi ricordo. qualsiasi, bene. qualsiasi cosa da Grazie noi... mille dell'invito, eh. Ciao, buona Ciao, serata. grazie a te. State a voi, bene. ciao, 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 ciao. ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Sì. Vabbè, intanto invitiamo tutti quelli che ci hanno seguito ad iscriversi sulle pagine dei Pampers su YouTube. Ci sono tantissimi video, Tantissime cose bellissime. E noi Guarda, abbiamo in linea chi? Abbiamo nessuno in linea ancora. no, Allora mandiamo. abbiamo finito noi il programma stasera, mi sembra. No, Come no? abbiamo ora un siciliano Doc, ma Doc. E invitiamo la regia a mettere intanto un altro video dei Pampers, dai. Sì, Mandiamolo, in mandiamolo. attesa. In attesa no, della no, venuta. Aspetta, vediamo. Cucina in TV? Cucina in TV? Quasi, sì. Dai, cucina Vai. in TV. Allora, oggi costi quel che costi, divento uno chef. Benvenuti a una nuova puntata di ricette così facili che puoi farle anche tu. Ma che titolo è? L'estate si sta avvicinando e sta tornando in ognuno di noi la voglia di tornare a uscire, a fare gli aperitivi con gli amici. Ma ti dirò, sai che neanche tanto. Questo perché probabilmente la parte che comprendeva l'avere degli amici non includeva te. Per tutti gli altri invece impareremo oggi a fare un ottimo mojito. Oh, buono! Ma prima un po' di storia. Vabbè. Il mojito, che alcune leggende dicono che derivi dalla parola spagnola mojadito, Sì. è un cocktail di origine cubana, apparentemente inventato da un pirata inglese. Sì, vabbè, la storia non è che mi interessa. Sì, mi sembra di capire che a te non interessi neanche la grammatica, ma penso neanche la scienza e la geografia. Lo odio. Passiamo allora direttamente agli ingredienti. Lime, Ce l'ho, zucchero di canna, ce l'ho, menta, menta ce l'ho. piperita. Sì, Ah, siamo preparati hai oggi. visto? Allora, l'ingrediente fondamentale, rum, Rum, certo. cubano, Cubano, bianco, bianco, chiaramente. invecchiato almeno 70 anni. Ma perché 70 anni? Perché almeno? Beh, un rum per definirsi tale deve almeno aver visto dal vivo un concerto dei Beatles. Ma il mio si sarà scaricato un CD di Gabbani. E chiaramente il ghiaccio, Il ghiaccio, certo. preferibilmente preso in giornata in Alaska. Ma io quello del freezer. E allora non va bene, dai, non lo faccio. Perché non no, va? se siamo Cosa qui a non lo fare le fai? cose amatoriali. Ma dove vai? Poi, io il ghiaccio del freezer non lo metto. Vai ghiaccio. Va bene, non mi prendo però le responsabilità di cosa venga fuori. Ok. Non prendertele, Allora, guarda. prendiamo un bicchiere, mettiamoci dentro il lime e lo zucchero di canna e poi con un pestello pestiamo. E lo zucchero di canna? Ma non c'è... Devi dirmelo del pestello. E adesso menta. Menta, lei è molto simpatico. Beh, vedo che al posto del rum degli anni 60 almeno hai portato l'umorismo. Intendevo, mettiamo della Sì, menta. avevo capito. Pestiamo. Che non pestiamo, perché? perché sennò diventa amaro, mi Ma raccomando. dillo prima che non lo devo pestare. A questo punto dobbiamo aggiungere il ghiaccio e ghiaccio. voi aggiungete pure quei cubetti di merda che avete nel freezer. E il Noi ghiaccio abbiamo come il per tuo. fortuna il ghiaccio dell'Alaska per comodità già tritato. Devi dirlo prima che è già tritato. Aggiungiamo il rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Che numero è, buoni? e un pizzico di seltz. Adesso, vabbè, cosa cosa molto importante. Vedete questo aggeggio tipico, no? Di Sì. tutti i bartender. Certo. Vediamo se sapete come si chiama. È chiaramente uno shaker. Esattamente, lo shaker. Che non ho. Dove si mette tutto dentro schifotto. e si shakera. Che sono un Eh? genio shakero. Avete presente, no? Questo nel mojito è fondamentale non farlo, per non fare un errore da amatori proprio, per non dire da coglioni. Ma devi dirlo prima, non dopo che mi hai detto di farlo. Noi, per ovvi motivi, ne abbiamo già uno senza errori. Non resta allora che mescolare tutto con un bar spoon. Chi è che ha un bar spoon a casa? Beh, davo per scontato che la tua ragazza ti sostituisse a letto con un bar spoon. Perché dovrebbe farlo? Ma i discorsi sulle lunghezze le lasciamo ai programmi scientifici. Sì, vabbè, mescolo col dito, va. Ed ecco svelato il motivo per cui il cocktail deriva dalla parola mojadito. Perché lo mescolo col dito io? E che a inventarlo forse non fu un pirata, ma semplicemente un idiota. Alla prossima puntata! Giuro, non lo guardo mai più, spegniti, muori.
Mi sa che si sente che non è ghiaccio dell'Alaska. Diretta? Siamo nuovamente in diretta e stiamo per collegarci con un grandissimo artista siciliano. Fra l'altro stasera ho scoperto una cosa di questo grande artista che non sapevo, Cioè? che ha cantato Ah, benissimo, fra l'altro con un altro, caspita. con un grandissimo, Ma io con non lo un so, big io so che è abbandonato. chi l'altro? Mhm. Sì, dopo aver sentito lui cantare lui, sì, sicuramente. Infatti non Ha, si ha abbandonato proprio anche l'isola, non ci viene più, non sì, ci va sì, più. sì, no, cioè praticamente dopo aver cantato lui è finita questa manifestazione che si faceva da anni, Da anni e anni e anni. perché si può dire Surclassato, si può dire surclassato, surclassato, sì, si può dire. Surclassato. surclassato. Oh, Ok, l'abbiamo detto. caspita. Ci ho riuscito, finalmente ci ho riuscito. Neanche lo scià viene più. Neanche Osha. E quindi che facciamo noi? Vogliamo mandare intanto È in collegamento, facciamo questo, allora Sì. facciamo. Va bene, proviamoci. Vediamo questo qua che canta Baglioni. Baglioni, abbiamo a Baglioni. Ragazzi, Baglioni con sì. noi. No, No. No, No, non è da Baglioni. Baglione ad abbaiato, Allora- praticamente. Ora sì, Ma- bello. Spuntasse A sorpresa. a sorpresa. E noi che avevamo preparato tutto, va bene. Sa, devo dire che io Non è sconoscevo. colpa mia. No, Ci assolutamente. mancherebbe, sa. Che io sconoscevo queste tue grandi doti canore e da stasera ti guardo con un altro occhio. No, Maurizio. No, solo con questo, solo con questo. Ti faccio No, i complimenti. dicevo- Grazie. Devo dire che io ho cominciato facendo A cantare. l'imitatore, Ah. proprio facevo l'imitazione. Poi nel corso degli anni ho imparato, insomma, ho perfezionato anche facendo scuola di canto, impostazione, mi hanno impostato anche come baritono, ma insomma ho lavorato per migliorare, anche perché poi tu sapete meglio di me, lavorando nello spettacolo, soprattutto io che sono un monologhista, poi ho bisogno di mantenere il diaframma, mi serve pure per lo spettacolo. Cos'è il diaframma? Maurizio, ma perché? No, perché- Allora, è questo muscolo che si trova sotto lo Sopra sterno, l'ancinaglia, sopra l'ancinaglia. Esatto, che quando sale è quello che poi se spingi e poi ti dà la Sotto- capacità ma- di respirare. se è di così respirare con la difficile panza. non State can- parlando così a luce rossa. Non voi. canto più, non canto più. Si alza, spinge. Devo ma- spingere. Ma che cosa dite? Troppo complicato per noi. Invece, È Sasà, facile. tu dice hai iniziato con il canto, No, con il canto, con le imitazioni. con le imitazioni. Con le imitazioni. Esatto, Qual perciò è stato- imitando giustamente. Qual è stato il tuo primo personaggio? Cioè, da dove sei Ma partito? Ma io guarda, sai che quando ero piccolo facevo Mike Bongiorno, stiamo parlando di 40 anni fa, perciò Mike Bongiorno, facevo Corrado, Fracchia, tutti questi personaggi. Sì, E poi questi- c'era Celentano, Celentano. veramente che è stato uno dei primi. Già si vede. Ancora del vizio di Celentano. Cioè. Va bene. Un po' con l'occhio. Qual è invece la tua prima esperienza? Quando è che hai messo veramente, come dire, in mostra su un palco, in TV? Guarda, se te lo dico ti metti a ridere. Allora, la prima volta, vabbè che il mio palcoscenico erano, diciamo, i salotti dove c'è a casa nostra, a casa dei cugini, gli zii, mi esibivo da quando ero piccolo. Mia madre mi raccontava che siccome io nacqui a Milano, fino a 6 anni era milanese, perciò quando mi affacciavo al balcone mi diceva che imitavo una signora napoletana che cantava Il tempo delle rose. A 3 anni io già avevo questa capacità ok. di imitare questa signora. Ma la prima esibizione pubblica è stata, tu non ci crederai, a Poggioreale, Cose de Forde, perché c'era un concerto di Pupo E là, e prima del concerto di Pupo praticamente il ministro Sasà accanto lo palco e ci va a fare 4 cioè, allora tu hai aperto lo spettacolo di Pupo. Aperto no, aperto no. Perché era Infatti, chiuso? mi hanno fatto fare... Era no, chiuso, no? Sì, ma comunque è aperto. vabbè. Hai aperto tu, hai iniziato vabbè. prima. Vabbè. Mi hanno fatto fare ho fatto l'imitazione di Celentano, insomma, ma era veramente piccolo.
se non avevo 9-10 anni, perciò figurati. Bellissimo. Insomma, Beh, questa cosa non la sapevamo neanche, visto che bello. Poi io pensavo che farsi Sasà raccontare. era puro sangue siciliano, invece è nato a Milano. giusto? Veramente? sì, Cioè, vabbè, ma il fatto che nasci non significa No, di no, non no, no, essere, no, no, anche ma perché perché- i genitori siciliani, ma perché i tuoi sì. significa lavoravano... non voglio assolutamente sminuire questa tua sicilianità, però pensavo che tu eri proprio siciliano. cioè, nato qua. I genitori siciliani, No, ci mancherebbe il solo, sangue sì. assolutamente sì, Ma assolutamente i tuoi erano sì, fuori, tanto- fuori per lavoro, Per lavoro presumo, giusto? sicuramente. Sì, mio padre allora lavorava a Milano e perciò abbiamo fatto gli emigrati al contrario, diciamo. Cioè, nel Vabbè, senso che io sono nato, di solito si nasce al sud per emigrare Per al emigrare nord, al nord. io Tu sono nasci nato a al nord per emigrare al sud. O E fare contrario. fortuna al nord poi nuovamente, perché comunque poi Ma Vabbè, sì. ora fai lui- sale e ma scendi, lui non no? è più al nord, Maurizio. non è al al nord, sud, ma lui, è diventato ormai gira al nord Europa. un giramondo, un Perfetto. giramondo, un giramondo. E ci Qual è rappresenta invece bene. l'esperienza, come dire, più divertente o la cosa più strana che ti è successa sul palco, Curiosa, in TV? la cosa La cosa più, curiosa. una curiosità, proprio quella che dice, mamma mia. Non la posso dimenticare mai. Ma sai che non c'ho un aneddoto preciso, forse una volta mi ricordo, ma insomma per una cosa divertente, in uno spettacolo in provincia di Palermo, che c'erano dei ragazzini, ma tanti anni fa, che mentre mi esibivo mi sparavano i caccami con la cerbottana, così, capo palcoscenico. Perciò ogni tanto, mentre io recitavo, sentivo, tac, che botta risale, ma ecco. Poi vedo questi ragazzini e ci faceva, maresciallo, ma è un maresciallo metallaro per dire... Che a fare, su piccerino. Che a fare, insomma. Erano ragazzini, questa è stata una cosa divertente. E intanto abbiamo che mi è saputo che successa. tu andavi al Quetzal a Castellammare, perché qua c'è Maurizio che dice: grande Sasà, ho avuto il piacere di servirlo quando lavoravo al ristorante Quetzal. Quindi diciamo te la fai anche nelle nostre zone. Tu volendo hai Ma girato ci mancherebbe. tutta la Sicilia, tutta la Sicilia. Ma ci mancherebbe, io conosco veramente la Sicilia palmo a palmo, a strada, trazzera, trazzera. Quartiere, Vaned, Esatto, Violi. esatto. Noi Vabbè, cogliamo, però è cogliamo bello invece- perché c'è una Sicilia da scoprire ancora per i siciliani. Magari a volte tu un siciliano conosce, è andato a Parigi, è andato a Roma, poi gli dice ma tu lo sai che c'è un posto bellissimo come tu avevi nominato Castellammare o come Scopello, come San Vito, ma posti proprio meno conosciuti anche, di una bellezza Marzamemi, incredibile. noto. Vabbè, già Marzamemi, questi già sono famosi, Maurizio, già ma ci siamo sono VIP. nelle Madonie dei Nebrodi, ci sono per esempio dei piccoli paesini fantastici Dei da andare borghi, a sì. trovare. Abbiamo dei borghi fantastici in Sicilia. E io mi ricordo di un giocatore di tennis, Bian Borghi, che era... Ma che c'entra con la Sicilia di Hamburgo, A Maurizio? posto. Parliamo di Maurizio, Borghi. scusa, stasera vuoi competere con No, assolutamente. Sasà? Io non l'ho capito. Se lo stuzzichi, Maurizio, ci Per siamo esempio, vi venuti. dico una cosa, guarda, vi hai dico una visto? cosa, vi faccio un test a tutte e due. Conoscete le gole di Tiberio? Io conosco l'orecchione di Dionisio. Sì, vabbè, Le go- hai visto che non lo sapete? Hai visto No, che per brutta dirti. figura ci hai fatto fare? No, ma guarda che li non è una conosco, cosa li sola. io li conosco. Tu li conosci? Dove sono? Sì. Dimmi. Vabbè, L'hai visto, sa? Allora pensate, ve lo dico io, ve lo dico per dire che Diglielo noi tu, siciliani a volte... Sasà, diglielo Sì, tu. ce lo Sasà. dico, sì. Allora, sopra vicino Polline, esattamente a San Mauro Castelverde, c'è un posto, si chiama le Grotte di Tiberio, è un posto fantastico in cui l'acqua dei ghiacciai che arriva dalle Madonie poi si scioglie, ha creato un percorso naturalistico, diciamo che somiglia un po' lontanamente alle gole dell'Alcantara, mentre le gole dell'Alcantara è roccia vulcanica, questa invece è argilla, insomma è diverso, ha un però altro- è un posto fantastico, Fantastico. dove c'è scusami, il fiume, Ah. dove addirittura si possono fare le visite guidate con i gommoni, ti fanno vedere all'interno delle gole, posto fantastico a 2 passi da Palermo. Quindi hai detto sopra Pollina. Pollina, bisogna arrivare a Esattamente, Pollina. San Mauro, Cefalù, sopra Cefalù, è Sopra l'uscita Cefalù. a Castelbuono, si chiama San Mauro Castelverde il paese. Chiedo venia, ma... Ci andremo. Andateci perché è un posto disconosco, fantastico, disconosco, per dire uno dei tanti che ve ne No, no, potrei no, ma dire tantissimi. sicuramente, Per dire sicuramente. la Ma io- foce io- del fiume Sono, Oreto, sono- per sono esempio, che convinto, qua- sono convinto, Eh. scusa, sa, che anche il fatto che noi non conosciamo tantissimi posti, noi siciliani dico, forse lo è anche per il problema delle strade.
Per cui noi quando pensiamo di andare in un posto dobbiamo sobbarcarci ore e ore per arrivare. Però poi ne vale la pena. Proprio questo no, no, ma questo veramente no. La strada non è proprio questa, non è No, va bene, allora tra le peggiori. ho assolutamente. toppato anche Hai lì, ho toppato. No, Vedi? però lì è chiaro che poi devi scendere. No, fare la siccome lui camminata, c'ha ma è la tutto un 126, percorso naturalistico. siccome lui c'ha la 126 No, escort, no, proprio. no, no, Ci io non arriva, esco. ci arriva, ci arriva pure. Hai Escort. presente ci quella di arriva, Fantozzi? Ci La arriva, bianchina, ci arriva. la bianchina, La la bianchina, la bianchina. Allora facciamo una cosa arriva. così Per toglierci dall'imbarazzo, perché stasera mandiamo questo inserto di Sasà che canta, perché stasera sa che veramente- canta, che canta. ma con chi canta? Con chi Vabbè, ma canta? lo sai, è una miscellanea, sente. Con chi È una canta? miscellanea. Vediamo, vediamo. Miscellanea. Beh, è arrivato poco fa dalla isola più grande, dalla Sicilia, da Palermo. Signore e signori, il benvenuto va a Sasà Salvaggio! Buonasera a tutti, ciao! Vabbè, io sto qui, quando ti Vabbè, serve. allora faccio ridere un po' e poi... Sì, io vado. Quando succede una cosa a un siciliano, alla fine come risorge il siciliano? Ma sì, fottiti! Signori, noi grazie al Futtitinni abbiamo aspetta. È dedicato a Brai, a tuo figlio. Io ne ho avuto 2 di figli, qua con una botta, ne sono arrivati 2. E quindi dobbiamo fare Avrete, esatto. Quanto mangia un siciliano? Signori, quanto mangia un siciliano? Ci mangiano 20 milanesi, io lo dico sempre. Sì, non ti- Allora, signore e signori, sul palco di Oscià canta Sasà Salvaggio, al pianoforte Claudio Baglioni, dico... Poi riflettendoci, perché io sono uno che studio molto il siciliano, ho detto certo, nella lingua siciliana un po' di cinese c'è. Se voi sentite parlare un siciliano in dialetto, io ti dice così, che fonne, fuoco, così. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grille stelle, storie fotografate dentro un albo, rilegato in pelle. Il siciliano quando va a letto, prima di chiudere gli occhi e addormentarsi, che cosa pensa? Ma domani... Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Io quando c'è un buffet di siciliano mi dico, lei scusi di dov'è? Di Milano ci dico io. Parola d'onore. E il buffet dei milanesi, il milanese si mette in fila educatamente, se gli chiede che state facendo, siamo in fila, se c'è un siciliano, in fila, te credete, c'è in fila. Troppo buono, troppo buono, troppo buono. Avrai una donna acerba e un giovane dolore, piani di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore. Devi mangiare, mangia. In Sicilia più grassi sono i bambini, minchia più sono soddisfazioni. Se il bambino è magro, io per esempio in Sicilia non l'ho sentito dire mai che bello picciriddu sicco. Anzi, se è sicco, malato è. Se amore, 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 amore avrà. Come sono andato? Sono stato... Sasà. Oh, aspetta. Come direbbe la Marsala, chi ranco si tinde. Mamma mia, ma dimmi come hai fatto a chiedere a Baglioni? Scusa, penso che è la stessa domanda. No, io un'altra, ma... no. Siediti al pianoforte e mi accompagni. Cioè, non lo so, com'è nata questa cosa? No, ma guarda, è stata talmente improvvisata in tutto e per tutto. Tu pensa che io non avevo neanche fatto un sound check con un Baglioni, niente. Niente. Lui mi ha visto 2 secondi prima e sono entrato sul palcoscenico, ho fatto lo sketch, poi a tutti gli ospiti lui fa cantare una canzone. Allora, quando io gli dissi facciamo Avrai,
tutti dicevano, ma sa chi vuole fare Sasà? Perché giustamente, quando lui si mise al pianoforte e io cominciai a cantare, giustamente tutti, come vedi anche Baglioni poi alla fine ha detto, dice, sei andato benissimo, dice, però non so chi stava imitando. Sempre. E invece... Però è stata una bella sensazione, molto questo, molto bella. questo ti stavo Cantare con chiedendo. Baglioni è stato molto molto bello. Lui che suona, addirittura c'era un pezzo in cui io cantavo e lui faceva i controcampi. Ma ti giuro, c'è stato un momento, e te lo può confermare chi era in quell'anno a Lampedusa. No, ora All'inizio- chiedo a Baglioni stesso, tranquillo. molti Ora- pensavano che all'inizio fosse Baglioni che stava cantando e non ero io, diciamo, ma è bello Sasà che sta cantando. La sensazione è quella. E invece poi... Sasà, tu Sì, stasera sì, come Agata mi stupisci, perché tu sei partito da lontano, io parto con le imitazioni, poi faccio il canto, Poi va poi faccio il poi va a cabarettista, Pollina, poi va poi va a Pollina, sopra Pollina a vedere le gole le gole dell'Alcantara, di no? San Michele, Di Tiberio. di Tiberio, perché tutto ti doveva portare poi a cantare, cioè, ma questa guarda che è una cosa, io non so quante ne hai avute di queste Questa è una esperienze, mente diabolica, Maurizio. Cioè proprio tutto un... ma io dico, vuoi un consiglio, prendi, per tu forse ancora non hai realizzato, Cosa? prendi un LED wall, te lo metti a capezzale nella stanza da letto e mandi sempre in loop, Baglioni. ma guarda che è una cosa bellissima, sa. Ma io penso che sono Lo so, pochissime le è stata persone una che cosa fantastica. e gli artisti che Ma hanno... ti sei emozionato? Questo almeno che cosa hai provato? No, per fortuna no. E Cioè, si nel vede senso dalla che a voce, volte non era talmente neanche tremante. L'incosciente, no, ero incosciente. Però ti posso dire, è stato bello poi rivedersi è stato molto, molto bello. Bellissimo, bellissimo. Questa cosa Eccezionale, stasera eccezionale. hai acquistato altri punteggi, cioè sai 110, 110. da 100 a 110. Ora incomincia vicino Ora- al limite di velocità. Ora la lode, la lode. Va bene, sa. E invece che cosa avevi in progetto? Perché Ma l'ha detto già Maurizio, avevo un sacco di cose da fare. no, ma facciamocelo dire, cioè, stavi portando qualche spettacolo nuovo in giro Ma guarda, stavo preparando il nuovo spettacolo, tu sai, in questo mestiere c'è una bella difficoltà, nel senso che quando il pubblico poi conosce bene i tuoi sketch, poi è difficile anche non rifarli, perché poi tu gli puoi fare qualsiasi tipo di repertorio, poi Cristiano, no, sa, va a fare la lapa, va a fare chi lo mangiare e va a fare chi dei siciliani, cioè praticamente gli fai due spettacoli. È chiaro che poi inserisci sempre cose nuove. Nell'ultima parte di spettacolo ho inserito le mie esperienze americane, c'è proprio un monologo sulla differenza fra la Sicilia e l'America, tra l'altro ho avuto anche i LED wall con le fotografie, eccetera, eccetera. Ma adesso si è presentato pure il prossimo spettacolo, si dovrebbe chiamare Sono fuori come un balcone, visto insomma che è spuntata questa balcone mania, e dovrò riproporre anche queste canzoncine famose, le balconate, anche perché sono diventate famosissime, perciò insomma qualcuno se l'aspetta, assolutamente, sì, sia su Striscia che sul web. Sì, insomma, sì. Ma la gente li sul segue. palco porterai il tuo balcone realmente o Maurizio, farai una non lo puoi, riproduzione? non lo può Penso di fare. no. Maurizio. Ah? Farà una Penso di ricostruzione no. fedele, Ah. ma questo lo puoi fare, però, sa. Perché Il problema è che hai fatto una non cosa sa che... quando sarebbero sul palco. Che sono problemi? No, vabbè, presto, tu presto. No, Sasà. Sasà, tu hai fatto una cosa bellissima. Vorrei Sasà. aggrapparmi ai tuoi capelli per ora, Sasà. Tu lo sai, qualcuno ogni tanto giudica le persone. E mi Vero? hanno detto, Certo. ti No, giuro, ma e mi guarda. hanno detto, Sasà fece una pupiata. E io dissi, ma che è successo? Esatto. Sasà fece una pupiata. No, Sai, ma non è adesso, vero, ti non è giuro, vero. Così non mi è hanno vero. detto, Te lo Sasà dico- fece una pupiata. che cosa ha fatto? Dimmelo. Questo signore mi ha detto che fece una pupiata, io non ci credevo. Sasà è una persona seria, non penso che fa E ha una fatto pupiata. vedere una pupiata. Ha fatto vedere una pupiata. No, Sasà, Se la da- regia regge, vediamo sta Da pupiata. te non me l'aspettavo, Sasà. Da te non me l'aspettavo. Grazie. Poi il problema è che noi sbagliamo pure in Sicilia l'orario di concepimento, cioè nel senso che la coppia siciliana quando si organizza per fare il figlio di solito lo fa la sera. Ah si rompenno buoni, si fanno di mattina, che tu ti svegli, sei nel pieno delle tue forze fisiche, sessuali, dice no, ah sì, ora la moglie siciliana che quando vuole un figlio ti fa una cena che manco per Capodanno, primo, secondo, terzo, quarto zabbaglione, uova, chisto, chi lo mangia, giustamente chiedo, cioè amore sto arrivando, chiedo sì, chiedo manco la tavola se posso usare.
Poi veramente è diventato uno stress. Ora avete visto la pubblicità che hanno l'apparecchietto che sanno l'ovulazione, chi sta precisa. Prima sapevano un periodo, ora c'hanno preciso, suona ti. Io era sempre con un amico mio, dice sogno stressato. Si presenta sua moglie, aspetta, così si ci ha presentato. Tanto che l'amico mio arriva a dire che c'ho un mal di testa stasera, ho contrario a finire, signore e signori. Ma non li stiamo a finire. Poi il problema è che la colpa che nascono i figli la televisione. Prima è perché non c'era, ora è perché c'è. Per esempio, io l'altro giorno giravo sulla 8, sulla 9, non mi ricordo, c'è questa trasmissione che fanno Temptation Island, l'avete vista mai? Vieni come in italiano, vedi? No, c'è che praticamente il signore, questo per chi non lo sapesse, c'è due sconosciuti, si incontrano in un'isola deserta completamente nudi. C'è tutto un maggio, da presidente, piacere, ciao, tutto nuro! E stanno sulle spiagge caraibiche, c'ho un maggio tua casa, tassette, signore, ti vedi i Caraibi, questi cocktail, tutte nure, e solamente te va qui che ancora chi i Caraibi, le onde, ti senti la sabbia nei spalti, perché sento un colpito, ma come? Si firria e talia a sua moglie. Pensate hanno letto tipo Tutankhamon, passi dai Caraibi all'Egitto, non secondo. Ma oltre a questo, ma guarda, dimmi. Mi metto a ridere io certe volte, dico, ma a me non ne mi vengono queste cose. Quando c'era quello dei Caraibi, mi intise tutta sabbia nei spalti. Questo infatti, è tutto fuori, ma questo è fuori il bellissimo. repertorio, è chiaro. Ma tu mi hai fatto provare per un attimo, veramente, ho avuto la sensazione di scrollarmi la sabbia dalle spalle. Questo è geniale, questo è geniale. Ma tu hai portato anche un altro spettacolo, che forse è uno degli ultimi, quello dei pupi, no? Dove ti sei vestito anche da pupo, esatto, da pupo siciliano. Esatto, da pupo siciliano. Sì, vabbè, Pupiata naturalmente è stato un omaggio a uno diciamo, dei personaggi che raffigura la Sicilia, che sono i pupi siciliani, tra l'altro patrimonio dell'UNESCO. I pupi siciliani sono veramente tra le cose più importanti e culturali della Sicilia. Perciò mi sono proprio vestito da pupo e da pupo ho raccontato la storia e la cultura siciliana. Ci sono dei momenti in quello spettacolo in cui addirittura mi metto a parlare della lingua siciliana, delle parole che vengono Non ti dimenticare di Ciolla d'Alcamo, giusto? Ciolla d'Alcamo non si chiama Ciolla, Ciullo. Ciullo. Maurizio, ma tu stasera guarda, lui mi ha sorpreso in in positivo, ma tu vuoti di memoria. come fai? Al Tu canale pensavi che non conoscessi? Ma tu ricordi Che non conoscessi Ciullo d'Alcamo. vabbè, Ma guarda come tutto ha sempre un filo conduttore. Cioè, Perché? lui è iniziato con Pupo, e finisce con i pupi. cioè ha finito con le il pupiate. Pupo, perché ha portato il pupo Ma anche c'è un scemo. disegno, È un Maurizio, disegno c'è di un vino. Di vino non lo so se era Bianco acqua. d'Alcamo. Vino bianco d'Alcamo. Esatto. va bene, vai, queste battute stasera. No, ma mi lascio prendere perché lui Lui è la tua musa Cioè, ispiratrice. è come Baglioni. Cioè lui ha cantato un brano di Baglioni. Io stasera sto facendo ridere Sasà, capisci? Quindi Tu dici? Ma Ma io penso Ottimo. io penso che Sasà ti scancella stasera. No, completamente, no. Maurizio, va bene. No, assolutamente no. invece per settembre-ottobre è vero questa voce che c'è in giro, ne puoi parlare, puoi anticipare, sperando sempre che tutto sia finito. Parli del festival a New York? Sì, speriamo, c'è il New York Canta. Tra l'altro quest'anno presenta Carlo Conti, perciò hanno veramente investito. Mamma mia, hanno alzato veramente l'asticella, sì, perché Carlo Conti è veramente... Carlo Conti, insomma, è un nome prestigiosissimo, non sappiamo chi sarà l'ospite musicale, però Carlo Conti oltre che già va in onda sulla Rai, perciò già va in onda su Rai Italia in tutto il mondo, perciò Carlo Conti è perfetto, però dà un prestigio alla manifestazione. Grandissimo presentatore, certo. Assolutamente. Quindi, No, sentire dire, Carlo signore e Conti. signori, ecco a voi Sasa Salvaggio, da Carlo Conti, non è la stessa cosa detta da noi. Detta da noi, questa sicuramente. Ci mancherebbe. Anche perché lui è più abbronzato di noi, tutte queste... Vabbè, noi ci possiamo abbronzare e facciamo prima di settembre facciamo un'altra puntata, vediamo a che cottura siamo. Sono abbronzato perché spettacolo generico, ce ne andiamo a mare. Però dai, ti godi la vita. Sasà, quando è il tuo prossimo spettacolo? Non lo dire, non ce n'è spettacolo. Non lo so.
Non lo so, in teoria, allora, ma molto in teoria, dovrei fare forse una cosa per il festino, però ancora sai, è tutto così, perché ogni giorno magari basta una notizia, c'è uno Sì, con sì. Covid, mi subito chiudono, rapono, perciò io penso, mi dispiace per la mia, diciamo, il mio settore, anche per voi quest'anno si lavorerà poco. Mamma Perché i comuni penso che non abbiano né la voglia, neanche vogliono prendersi la responsabilità magari di una diffusione, che poi capita che magari uno che viene da un posto è in una serata ed è da, poi devi mettere in quarantena tutto il paese, cioè, diventa un po' problematico. I locali faranno delle piccole cose, i comitati a quanto pare giustamente non organizzeranno niente. Anche perché di solito il comitato chiede i soldi, ma a cui ce la va a dare i soldi stanno? sponsor quest'anno, aziende, difficoltà. Quindi proprio possiamo Tutto, dire perciò- ci rivediamo nel 2021 in linea di massima. Penso proprio di sì. Io penso che noi proprio possiamo di sì. continuare, potremo continuare questo programma fino al 2021, allora Maurizio. No, noi facciamo questa stasera l'ultima puntata. E stiamo chiudendo alla E grande. stiamo chiudendo alla grande. E ci abbronziamo come Carlo Conti. Per presentare di nuovo Sasà A settembre certo. o a ottobre Certo. riapriamo prima della partenza. Presentiamo noi Sasà. prima di Carlo Conti. Prima di Carlo Conti. Questa... Sasà, ce lo Esatto. fai questo piacere. Prima che di Carlo Conti ti presentiamo noi, va bene. A Alla proposito di Carlo Conti, vedi, io già mi sono programmato Carlo Conti. Già. Visto che gli fanno le battute, che è scuro, vedi, abbiamo la testa di Moro siciliana. Fammela hai vedere, visto? fammela Che vedere. meraviglia. Fammela vedere. Eh sì, Guarda mamma che mia. bello. Ma io non sapevo. Che bello. Bellissimo, bellissimo. E guarda questa. ti Aspetta, ripeto- la coppia, perché tu sai, le vanno in coppia, perché Sì, moglie e sì. marito. Sì, sì. Che lì Vedi c'è una che bellissima, sapori- c'è una bellissima storia che non tutti sanno, Sasà. Ma sei a New York tu, Sasà? Ah, guarda. Sì, a New York. Si vedono le L'Empire. torri gemelle, si No, vede. Maurizio, però non toccare questo tasto. Non si vede? L'Empire. Ah, si vede l'Empire. L'Empire, le torri... Bodybuilding, com'è? L'Empire State Building, Maurizio. Ora non si vede più niente. Hanno oscurato Ah, New ecco, York. ecco. Non No, si sente non più si sente l'audio. più. È successo qualcosa sicuramente. Carlo Conti. Carlo Conti ha appena saputo che noi dovevamo presentare a Sasà. Già boicottati. Subito pure. ci hanno visto, Maurizio, non dobbiamo anticipare nulla. Non dobbiamo anticipare nulla. Ora che facciamo? Senza Ora che Sasà facciamo? facciamo? Sasà ritorna- Perché non continua a fare sorridere, a ridere? Sasà ritorna subito, non Sì, è una ritorna persona che subito. perde tempo, lui va per le spicce. Intanto salutiamo gli amici che sono in Sì. ascolto, che ci stanno seguendo. Grandi picciotti. Lo sappiamo, Salvatore, lo sappiamo. lo sappiamo. Purtroppo L'età avanza. sì, la carta d'identità corre. Si vede. E ora cerca di non farla correre perché per rinnovare la carta d'identità Ci vogliono soldi. te chiabbini alla ricchina, come si suol dire oggi. Quindi, Che dici? Sì, Non è a gratis. Ma neanche si possono rinnovare più le carte. Cioè io non la rinnoverò appena mi scade. E come facciamo? Sto con la carta Per d'identità. mantenerti giovane e presente sempre la stessa carta. Sempre. Ho capito. Sasà l'abbiamo perso? No, non penso. Ah, eccolo. Ecco Vediamo cosa se sta. sentiamo l'audio. 1, 2, 1, 2. One, two, two, in one, America, two, già one, visto two, che a three. New York, One, visto two, che a three. New York. Va bene, Veramente Sasà. chi se lo posso dire? Sassa prova. E Ma l'hai depositato in Hai SIAE? copyright? No, sai che se l'avessi depositato sarei miliardario. Lo so. Sa, prova. Nel bordello tu immagini scrive sa, prova. Prova. Autore Lo facciamo un brano insieme, Sasà. Ora, Sa, con prova. piacere. Sera, possiamo fare Sassa prova. Prova. Sa se su, prova. Dobbiamo pensarci su. Ma Eventualmente chi lo sa? Se abbiamo qualche idea te lo facciamo sapere. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Sa nel nostro brano. No, ma questo deve dire Ci lui. deve hanno essere- fatto per un carnevale a Sciacca. Hanno fatto la canzone Sa, cioè, è diventata famosissima, un carnevale di Sciacca questa qua. Va bene. E allora, Sasà. Sasà, invece qualcosa così, sai, Ciao, un'estemporanea, una sola, un'estemporanea un veloce. sorriso e poi ci salutiamo, ti Poi ringraziamo, lasciamo ti lasciamo godere il balcone perché sicuramente c'è una bella serata e fuori... Sì, guarda, sì. a Palermo si sta benissimo e c'è veramente una bella serata.
io direi in questo periodo veramente a tutti gli artisti, certo capisco che è un periodo difficile, ma speriamo che passerà, anche perché la preoccupazione vera non è tanto ora che siamo tranquilli, il problema sarà a ottobre, perché sicuramente una ricaduta del virus ci sarà, come perché purtroppo è il ceppo dell'influenza, Non me lo come è dire, successo per altre... Sì, ma ormai dobbiamo anche imparare a conviverci un pochettino. Io non penso che richiuderanno tutto, perché sennò... Anche però perché ad purtroppo... ottobre non ci sarà più niente da chiudere. No, lo so, guarda, io penso che Saranno già a tutti dicembre- chiusi già. No, ma già a dicembre penso che già il vaccino è quasi pronto. Io penso che ormai potremmo soffrire per qualche altro mese. Nel momento in cui uscirà il vaccino, il problema non ci sarà più. Perciò speriamo. insomma, dobbiamo aspettare un altro poco. Speriamo. Sì, ma una freddura, una calura, una barzelletta. Con questo Cosa- caldo una freddura, dai, con questo caldo. Una freddura, ma guarda, allora ti dico la verità, io barzellette non ne racconto molte negli spettacoli, capita ogni tanto, cioè quando mi dicono mi devo una barzelletta, Fra ti amici, dico fra una amici. cosa- no, ti dico quella che ho fatto, io ho fatto un Sasà Comedy da New York in cui io racconto le barzellette half and half, cioè metà in inglese e metà in italiano. Ti racconto solo la parte in italiano, questa è una barzellettina di un signore, vediamo se non sbaglio, perché manco mi ricordo. Non ti preoccupare, resta frenone. Gli fottetini, che c'è questo palermitano, insomma, che è fidanzato con Rosalia, e Rosalia a Palermo, mentre Cristo si trova a New York, Salvatore, per motivi di lavoro, come tanti siciliani che vivono a New All'estero. York. Allora ci fa la telefonata e ci fa: Salvatore, hi, how are you? Dice, me, very well, thank you, bellissimo. Dice, come stai? Dice, com'è New York? What is New York? E chi ci fa: beautiful, bellissima. Dice, però dice, qua it's too cold, fa freddo. Dice, c'è -4 sotto a zero, stiamo morendo da freddo. Dice, tu Concettina a Palermo? Dice, a Palermo, dice, no, dice, qua, dice, io sto benissimo, dice, sto sotto a 1 e c'è un cavolo. Dice. Era un altro tipo di freddo, capito? Sì. Capito? No, no, ma è Era sotto a arrivato. 1, però È facciamo arrivato. sai. Va bene. Allora, facciamo una cosa invece. Dimmi cosa vuoi fare. Possiamo chiamare a Gianni? Sì. Gianni. Vieni qua. Andiamo, Gianni, è andiamo. l'ultima puntata. L'ultima puntata ci facciamo vedere tutti, anche perché Sassata va a fare un service. Prima di Carlo Conte ci fa fare un service a Gianni. Lui già è Guarda, Carlo Conte speriamo. quasi. Mi chiama ogni Perché giorno. Mi chiama ogni significherebbe ritornare a lavorare, perché sarebbe lo una so, lo bellissima so. guarda, cosa. nel caso di Gianni è un grossissimo service, veramente. Ha fatto È un un grande investimento. Lo professionista. conosco benissimo. Ma Sasa, Eh. noi abbiamo detto che stasera dovevamo fare appunto tutta una struttura sopra di lui, per cui tu non lo conosci, noi ti dobbiamo dire tutte le sue non lo qualità. conosco. Ah, ok. Lui ha un service, ha il video wall, Alla copertura, alla Sasa, se copertura. c'è acquazzino, umidità, dico, Non- tienilo presente. Tenelo va bene? presente, ha una grandissima struttura, mi raccomando, hai 20 service. Grazie Sasa, è stato un piacere averti con noi. Ti auguriamo tante cose belle, dai. Ciao, Speriamo a presto, Grazie. di rivederci nelle piazze Grazie. siciliane. Speriamo Ciao, buone bene. cose. Ciao, Ciao, buone ciao, cose. ciao, in bocca al lupo, ciao. Grazie ragazzi. Ciao, anche a ciao. voi, ciao. E intanto sono arrivati i saluti di Gianni Renzi, noi salutiamo pure Gianni. Numero uno, Gianni. Numero uno. Gianni è numero uno, va bene. E allora, come tutte le cose belle, Almeno per noi bellissime, e Sì. spero anche per chi ha seguito questo nostro, si può dire tour, non è un tour il È un- nostro, no, è no. un tour fisso, un format. è un format. Chiamiamolo format, dai. Cioè, io pensavo un Anche tour, perché guarda- noi, guarda che format abbiamo sì, ma raggiunto. noi siamo stati in giro, Sì, stando sì. qui siamo stati in Abbiamo giro. fatto girare. L'economia. No, l'economia è stata ferma. L'economia Ma abbiamo non fatto gira. girare comunque gli artisti, abbiamo parlato di città, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di eventi, abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato un po' di tutto, ma con l'estate che incombe, L'estate sta finendo, no, con l'estate alle porte, si può dire. sta arrivando. Sta arrivando l'estate, giusto che stacchiamo. Guarda, un saluto dalla Svizzera, hai visto? Ciao svizzeri, Giacomo Orlando, vado a letto. la Giacomo, curcate, Giacomo ci ha perso tempo. ma perché appunto io pensavo che già dormia. Ah, vabbè. Quindi stavamo dicendo, cercheremo di riordinare un po' le idee, anche perché non abbiamo date in questo momento come tantissimi
artisti, quindi abbiamo bisogno... ci proveremo a fare le date. Certo. Anche così, Maurizio, io ora incomincio a segnare sul mio telefonino. Segnati tutte le date, tutte le scadenze che stanno... Qualcuno che mi chiama dico sono impegnato. Bello, ma vuoi mettere per ora di dire guarda c'è una serata... No, io ho già impegni. Ho già impegni. Sono impegnato. Va bene. Bando alle ciance, ciancio alle bande, preparati la chitarra che è rumorosa perché chiudiamo con Mutta Mutta, è stata la sigla iniziale, finale, ci tengo a farla. E ringraziamo intanto Luca e Andrea dei Pampers, ringraziamo Sasa Salvaggio, ringraziamo per la fiducia a Radio Prima Liegi in Belgio, salutiamo tutti gli ascoltatori in Belgio, salutiamo Radio Studio Possiamo Delta venire Club. in Svizzera, guarda, venite in Svizzera. Veniamo a fare serate Svizzera, tranquillo. Ringraziamo Alpa 1, quindi potrete anche rivedere queste puntate in differita, diciamo, con qualche mese, anno, settimana, non lo sappiamo, giorno. Questa magari passerà qualche mese. Non lo sappiamo. Le precedenti... Può darsi che la trasmette prima delle altre. Fa la finale, svela già il finale, ok. Poi ringraziamo la Eventi Service, tutti gli ospiti che hanno avuto la bontà, la pazienza e il piacere, comunque ci hanno dato questo piacere di passare qualche... mezz'oretta insieme, ma ringraziamo soprattutto voi che ci avete tenuto compagnia. Vi invitiamo nuovamente a iscrivervi sui social delle persone che abbiamo avuto anche ospiti, diciamo che è un modo come dare un po' di forza, un'iniezione di fiducia in questo momento così difficile per noi artisti. Vi invitiamo a iscrivervi anche sui nostri canali social perché comunque sui canali eventi, anche quando c'è brutto tempo. No, eventi non come eventi. No, Maurizio, no, va bene. Dai. No, vabbè, è troppo stupida questa, vero? Ma perché? Deve rovinare il finale. Ho rovinato tutto alla fine. Ringraziamo voi che ci avete seguito, ma vi invitiamo, ripeto, a iscrivervi sui nostri canali social e noi vi salutiamo per come abbiamo iniziato. Cioè, in play. No, a Mutta Mutta. Ma non lo dici questa sera? Ciao, buonasera. No. Non lo dici. No, non ci pensavo, non posso pensare a vabbè, ma dai, buonasera, però. buonasera a te, buonasera a te, buonasera a te. Ma tu buonasera non lo dici. Buonasera a te. Buonasera a te. Buonanotte. Buongiorno, buon pomeriggio. Ci rivediamo a presto. Girantunno, son ci si tu ci sono oggi che lo fanno. A mutta, non ci pensare e fallo dopo che gioca affari domani. Si può campare senza pensieri tu puoi campare. A mutta, se ci arrinesci, chi piace a tutti, non già se nesci. Voglio una vita sempre così, senza pensare a niente sì. Voglio una vita senza avere guai, chi se ne frega di tutto ormai. E quando ne vedremo è solo per cantare. E ci penso domani. E ci penso domani. A mutta lo fanno tanti, tagliati sempre per dare davanti. A mutta, a lui
vicino, ma fallo solo quando arriva lo pennino. Si può campare senza pensieri tu puoi campare. A mutta si ci arrinesci, che piace a tutti l'utra se nesci. Voglio una vita sempre a così, senza pensare a niente sì. Voglio una vita senza avere guai, chi se ne frega di tutto ormai. E quando ne vedremo è solo per cantare. Po 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 po, e ci penso domani. Po 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 po, e ci penso domani. Lo lunedì non ti parti, lo martedì caffari, lo mercoledì lo ioveri, è meglio non si muovere, lo venere e pigliere, lo sabato a tornare, e ormai che domenica mi stai a riposare. Voglio una vita senza avere guai, chi se ne frega di tutto ormai. E quando ne vedremo è solo per cantare. Po 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 po, io non ci pensare, ora voglio cantare. Po 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 po, e ci penso domani. Po 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 po, e ci penso domani. Buonanotte.